allenatore del Napoli, tra il sogno di Conte e l'opzione Pioli, c'è anche un'altra idea Serie A. Ciao napolitani, siamo in Napoli dal cuore. Lasciate un like su questo video e iscrivetevi al canale così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Andiamo al video. Non è iniziata come previsto l'avventura di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, che ha pareggiato inaspettatamente contro il Barcellona prima di sprecare punti preziosi contro il Cagliari. La situazione, però, migliorerà sicuramente nelle prossime partite, con l'attuale tecnico della Slovacchia che avrà l'opportunità di conquistare la sua prima vittoria già a partire da domani, contro il Sassuolo, al Mapei Stadium, nella gara di recupero degli ottavi di finale. Il pensiero, però, verrà sicuramente accantonato a fine stagione, con Calzona che lascerà l'incarico di allenatore ad interim e riaprirà il pallone tutto mister alle pendici del Vesuvio. Sponda Napoli, ecco quindi il nuovo nome della banca. Dopo i tanti profili esplorati nelle ultime settimane, in casa Napoli è emerso un nuovo nome. Si tratta di Ivan Juric, l'attuale allenatore del Torino divenuto un concorrente diretto degli azzurri, a un solo punto dai Granata in classifica. Dopo qualche attrito iniziale, infatti, il piemontese ha trovato una certa continuità di risultati, tornando nella parte sinistra della classifica nonostante la consapevolezza dell'addio di Juric a fine stagione. Un addio già noto a tutti a Torino e che continua a provocare il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron dei partenopei ha più volte dimostrato di avere un debole per l'ex giocatore del Verona, divenuto nel mirino del Napoli, secondo la Repubblica. L'ADL vorrebbe provarci, ma il nuovo maltempo potrebbe impedire all'imprenditore di portare Ivan Juric all'ombra del Vesuvio. Si tratta ancora una volta di questione di standard di gioco, visto l'utilizzo da parte dell'allenatore di una difesa a 3, che potrebbe tornare in argomento di discussione dopo l'espulsione di Mazzarri, anche se il croato ha rivisitato questa formazione con un focus leggermente più offensivo. La notizia su Juric non ha però distratto la dirigenza partenopea dai principali obiettivi per la prossima estate, che la redazione della Repubblica ha ovviamente individuato in Conte e Pioli. In particolare, il primo continuerebbe ad essere un sogno anche se i segnali di apertura sono scarsi, lasciando da valutare il secondo in caso di partenza del Milan. Resta infine un'opzione anche Vincenzo Italiano, anche se Joe Brown ha più volte dichiarato l'intenzione della Fiorentina di rinnovare il contratto del proprio allenatore. Secondo la vostra opinione, tifosi del Napoli, chi dovrebbe essere il nuovo allenatore della nostra squadra? Lascia la tua opinione qui nei commenti, perché è molto importante per il Napoli. Lascia un like e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!